Ciao a tutti, sono Ivan Iacobbe. Io sono Ilenia Dallabona. Siamo una coppia di ballerini professionisti friulani e abbiamo vinto il Blackpool Dance Festival Professional Rising Star per le danze standard in Inghilterra lo scorso agosto. From Italy, Ivan Iacobbe and Ilenia Dallabona. Che cos'è la danza sportiva? È una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dalle federazioni ufficiali che ha un ampio spettro, quindi riguarda più settori della danza stessa. In particolare quello che facciamo noi sono le danze standard e le danze latinoamericane. Le danze standard sono composte da 5 balli, quindi valzer lento, tango, valzer viennese, slow foxtrot e quick step, che prendono dalla parte più popolare del liscio e vengono sviluppate internazionalmente, quindi con figurazioni e livelli via via crescenti. E poi abbiamo le danze latinoamericane che si dividono in samba, cha-cha-cha, rumba, paso doble e jive, e queste discipline al loro interno ovviamente vanno sviluppate per categorie e classi, quindi anche in base alle fasce di età. Ci sono campionati regionali, campionati nazionali, campionati del mondo. Il Blackpool Dance Festival che abbiamo vinto è una tra le competizioni più importanti della storia del ballo, tanto che l'edizione che abbiamo vinto era il 95esimo anno che riproducevano questa competizione e fa parte proprio della storia del ballo. La gara che noi abbiamo vinto praticamente è la Rising Star dei professionisti, quindi praticamente sono le stelle nascenti, è il contesto di stelle nascenti che presuppone che nell'arco di un paio d'anni, adesso non dico nulla, però insomma sono tra le prime coppie che andranno nei vertici mondiali assoluti. E il Blackpool Dance Festival è una competizione in Inghilterra. È sempre stata lì e tutti i campioni più importanti, tutte le leggende del mondo del ballo hanno sempre bazzicato quella pista, vincendo titoli o anche solo facendo una finale a quei livelli lì diventi praticamente un idolo, un personaggio famoso del nostro contesto. La nostra vittoria è stata una sorpresa perché abbiamo già partecipato al Blackpool Dance Festival già precedentemente come amatori, ma questa era la prima volta che partecipavamo come professionisti e di conseguenza l'obiettivo era sinceramente solo dare il nostro massimo e esprimerci al meglio possibile. Nella nostra categoria c'erano coppie dall'America, dalla Cina, dal Giappone, quindi molto, molto vasto. Sì, devo dire che in questo momento l'Italia è un po' carente in queste discipline a livello mondiale, e tanto che nella nostra categoria eravamo praticamente l'unica coppia rappresentante l'Italia. La gara è parecchio strong, quindi abbastanza impegnativa, perché nasce questa gara in particolare, anziché avere i 5 balli canonici che ho elencato prima, non ha il valzer viennese, quindi si svolge valzer lento, slow fox, quindi prima i balli di swing, dopodiché c'è il tango e il quick step. Di conseguenza diciamo che è diversa rispetto alle categorie e alle classi normali, quindi ha una gara che si vede normalmente, allo stesso tempo più impegnativa perché i balli di swing da soli e poi intervallati con i balli un po' più ritmici, quindi il tango e il quick step, che sono quelli un pochettino anche più aerobici se vogliamo così intendere, portano ad essere particolarmente attaccati, di conseguenza il carico fisico è importante. Poi la competizione si svolge praticamente in diversi turni di qualificazione fino a raggiungere la finale, quindi in un giorno. E la cosa più difficile per esempio del Blackpool Dance Festival è il fatto che le musiche sono rispetto al solito, rispetto alle competizioni normali, più lunghe,
quindi il ballo dura circa tra 1 minuto e 45 ai 2 minuti, che di solito i balli nelle competizioni diciamo standard durano tra 1 minuto e 30 e 1 minuto e 40 più o meno, quindi è abbastanza diciamo impegnativa. E poi la pista è molto grande, come si possono vedere anche dai video, quindi anche il moto che devi avere per riempire, cioè alla fine la pista da una parte e l'altra, vuoi o no, ci sono chilometri da fare. Io ho cominciato a ballare all'età di 7 anni, per scherzo, perché un mio compagno di classe aveva cominciato questa disciplina, si era appassionato e aveva la sorella maggiore che cercava un ballerino. All'epoca facevo nuoto ed ero anche portato per il nuoto, quindi avevo un attimino di difficoltà ad andare a provare questo ballo cosiddetto, perché non era conosciuto, tutte questi trascursus poi dei maschietti, il calcio eccetera. Però così per scherzo ho detto per il mio amico lo faccio. Mi sono appassionato subito, è stato proprio amore a prima vista e da lì non ho più smesso. Ovviamente ci sono state parecchie partner con cui ho gareggiato e ho ballato, ognuna che poi ha preso scelte diverse, finché appunto ci siamo trovati insieme una decina di anni fa senza partner entrambi e per scherzo abbiamo detto sai che c'è, siamo nella stessa scuola, proviamo un attimino insieme, alleniamoci qualche oretta insieme che non ci fa male. E da lì poi è nato tutto. Devo dire che sono nata, non dico ballando, ma quasi. Provengo da una famiglia di musicisti molto appassionati alla musica e anche molto abituati ad andare nelle balere. Quindi praticamente già quando ero nel pancione, la musica faceva parte della mia alimentazione. Poi devo dire che sono cresciuta, ma da piccola, quindi consideriamo quando avevo 3 anni più o meno, facendo la ballerina di mia mamma nelle sagre, nelle balere, perché lei era super appassionata e quindi diciamo di base ha trasmesso lei a me la passione. Poi quando ho iniziato a essere un pochino grandina, quindi verso i 6 anni, volevo chiaramente danzare e ballare e ero stata iscritta tipo ad un corso di danza tipo moderna eccetera eccetera, però andavo a casa dalla mamma e dicevo sempre no io voglio il ballerino, fatto sta che praticamente facendola breve tutto l'asilo, le maestre, il paese stavano andando alla ricerca di questo ballerino. Un giorno insomma l'ho trovato e da lì proprio mi sono innamorata, cioè proprio sentivo che faceva proprio parte di me. Poi anche io, prima piccole garette, ho iniziato davvero presto a fare gare, avevo circa 7 anni e poi insomma ci siamo evoluti, ho ballato per tanti anni con un ballerino e poi appunto in un periodo abbastanza buio in cui ero abbastanza diciamo triste perché per l'ennesima volta ero rimasta senza ballerino, perché purtroppo nel nostro mondo funziona così, è una disciplina di coppia e quindi non ti puoi inserire da qualche parte in qualche squadra, ma devi sempre fare in modo di riuscire a creare una partnership il più solida possibile, anche se sei giovane o comunque se sei un piccolino. Se non sei in coppia questa gara, cioè questa disciplina non la puoi fare. Adesso per esempio si è sviluppato nel corso del tempo la possibilità di fare le gare solo, che chiaramente non è lo stesso senso di ballare in coppia, però almeno se una ragazzina è alla ricerca di un ballerino, però intanto vuole ballare, migliorare, fare anche garette, adesso c'è la possibilità di fare le gare da soli. La nostra vita da sportivi comporta parecchi sacrifici, prima di tutto perché insomma è il nostro mantra, è il nostro goal e quindi vestiamo questa passione totalmente dalla mattina alla sera. Ci alleniamo dalle 4 ore al giorno insieme, più dopo c'è la parte preparazione fisica che affrontiamo con un preparatore con un metodo particolare e c'è comunque anche la parte cosiddetta di performance o di allenamento tipo gara,
per cui vai a performare e a dare tutto per tutto. Ovviamente stiamo molto attenti all'alimentazione, quindi tutto quello che è il cibo sano eccetera, le ore di sonno, cerchiamo un po' di bilanciare tutto, nonostante insomma anche l'attività lavorativa, perché comunque insegniamo ballo e quindi facciamo questo proprio anche durante le altre ore della giornata, e di conseguenza diciamo che è proprio a tutto tondo un pensiero unico tutta la mattina che ci coinvolge giorno per giorno. È tutto praticamente in funzione a questo. È impegnativo, non dico di no, soprattutto perché comunque richiede molto tempo ma anche molti anni di preparazione. L'aspetto estetico è molto importante nel nostro mondo, perché non basta che sei bravo, ma devi anche avere la presenza, io dico scenica, che ti permette di rappresentare e di spiccare in un livello competitivo, ma anche di rappresentare, diciamo, l'ideologia del ballerino. Quindi di conseguenza c'è tutta la parte di preparazione di capelli, trucco, vestiti, l'identità che vuoi portare in pista, il carattere, è tutto un insieme di cose che deve presentarti al meglio e identificarti al meglio, perché potrebbe anche essere che hai un vestito bellissimo e curato in ogni dettaglio, però poi magari in pista non ti rappresenta. C'è anche la parte mentale comunque da tenere in considerazione, esatto. Per cui insomma anche rimanere con il focus ben canalizzato durante tutta una gara, una performance, è una cosa che si deve allenare, che parte da prima, quando ormai si è in gara deve uscire tutto, schioccare le dita, esatto, e funzionare tutto. Abbiamo avuto un'idea, l'idea era di post-Covid anche riuscire a fare in modo di aiutare le scuole di ballo a fare in modo di evolvere un po' il ballo per avere anche un pochino più di richiesta, e dall'altra parte riflettendo il ballo è sempre una cosa abbastanza lontana dalle persone comuni, perché vuoi o no, un po' perché ci sono i canoni che il ballerino lo deve fare solo, diciamo, la femmina, la donna, un po' perché ballare, vuoi o no, non lo puoi fare ovunque, quindi è sempre una cosa abbastanza tenuta lontana. E quindi praticamente è nata un'idea da entrambi di riuscire a creare un modo di vedere i corsi di ballo un pochino più vicino alle persone, sia per le persone, diciamo, più giovani, quindi io dico i ragazzi diciottenni, ventenni, e anche per chi un adulto fino a quando insomma vorrà. E quindi praticamente la nostra disciplina è una specialità realmente, ed è un marchio depositato, è in fase di registrazione, si chiama All In Dancing. Perché All In Dancing? Perché vogliamo fare in modo che tutti possano ballare, quindi all in, e anche perché quello che si differenzia rispetto a tutti i corsi di ballo è il fatto che in un corso di ballo unico una persona può imparare a ballare qualsiasi cosa. Il nostro obiettivo è riuscire a coinvolgere più persone possibili, in modo tale che non venga percepito che il ballo è una cosa difficile o impossibile da praticare, ma in qualsiasi contesto si può bazzicare 4 passetti e divertirsi.